Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. In una precedente pillola ho condiviso alcuni segreti per attrarre a sé una situazione economica favorevole attraverso la magia simpatica e l'uso di alcune erbe, alcune piante, alcuni piccoli rimedi, diciamo anche molto semplici, fai da te, che appunto hanno comunque una base riguardante proprio la magia simpatica e l'analogia vibratoria. Dunque, se non avete visto quel video, vi rimando alla visione di quel video appunto per organizzare bene al meglio le borse. Ho detto in quell'occasione che vi avrei divulgato altri due piccoli segreti riguardanti il denaro e questa è una cosa che faccio immediatamente. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Bene, cosa sono questi due segreti? Il primo segreto è la gratitudine. Sì, la gratitudine. Quando spendiamo una cifra, invece di pensare con tristezza a questa cifra che esce, dobbiamo cominciare a imprimere proprio per abitudine, attitudine mentale, un senso di gratitudine nei confronti del denaro, perché è vero che lo stiamo spendendo e magari era un imprevisto e magari ne avevamo poco, ma noi non dobbiamo avere questo senso di ristrettezza, al contrario dobbiamo riuscire a trasferire una forma di gioia al denaro perché è un'energia molto potente ed è un'energia che rischia di fagogitarci, a volte in eccesso di positivo, a volte in eccesso di negativo. Dunque il nostro atteggiamento nei confronti del denaro deve essere distaccato e gioioso, come i bambini quando spendono per comprare caramelle. Certo, non dobbiamo diventare irresponsabili nei confronti del denaro, perché ovviamente a nessuno piove dal cielo, però gente allegra il cielo aiuta, siamo sereni. Dunque, non solo, quando paghiamo mentalmente cerchiamo di pensare che quella somma ci tornerà moltiplicata. Ok? Dunque, proprio siamo, magari all'inizio lo diciamo senza tanta convinzione, facciamolo diventare lo stesso un'abitudine, ringraziando quei soldi che stanno uscendo, dicendo tornate a me moltiplicati. Ok? Semplice, tornate a me moltiplicati. Poi stabilite voi se per 3, per 7, per 10. Tenetevi ovviamente entro i limiti che non vi portino giù al basso astrale, però siete nel diritto di confidare nel fatto che il flusso, una volta che vi potrà attraversare liberamente, ecco che giungerà a voi con facilità. Dunque, il primo segreto è siate grati per ogni spesa, per ogni bolletta che vi arriva, non perché ne vorrete di più, ma perché il denaro necessario per pagare quelle bollette vi possa giungere serenamente. Dunque, il primo ostacolo verso un flusso sereno e normale di abbondanza sta proprio nel nostro senso di ristrettezza e questo lo dobbiamo assolutamente contrastare, non lottando il senso di ristrettezza perché altrimenti lo nutriremmo, ma correggendo il tiro con un modo di approcciarsi al denaro totalmente nuovo. Dunque siamo grati per le spese che possiamo fare, per le bollette che ci arrivano, perché vuol dire che possiamo vivere una determinata situazione, possiamo affrontare appunto il quotidiano. Questa è la confidenza e la fiducia assoluta che dobbiamo avere, perché ci è stato garantito, così è voluto e così è scritto, che chiunque su questa terra debba avere quello che gli spetta, quello che è giusto. Dunque confidiamo nel fatto che ciò che è giusto per noi ci arriva. Questa è la più grande delle magie e siamo con la consapevolezza della gratitudine. Anche questa è un'enorme, potente magia. Dunque siamo sereni, contenti quando paghiamo e ricordiamoci, torna da me moltiplicato per 3. Questa frase
che fa anche una rima, è potentissima, vi consiglio di usarla. Il secondo segreto, diciamo così, è fare delle piccole donazioni. In effetti questo segreto, che non è più un segreto, era conosciuto come la decima. La decima era importante non solo perché permetteva, attraverso un contributo spontaneo ed equo per tutti, permetteva appunto di, una volta raccolto la decima raccolta da tutti in misura proprio delle proprie possibilità, non per niente si chiamava decima perché era un decimo dei guadagni, tutti contribuivano a livello sociale questi soldi venivano usati per il bene della collettività. Siamo d'accordo, le cose non sono più gestite così, vero? Non posso assolutamente negarlo, anzi paghiamo e sicuramente abbiamo un livello di tassazione inaudito, forse solo a Nottingham hanno raggiunto livelli simili. Perciò mentre aspettiamo Robin Hood facciamo però tesoro di una grande e importante legge, e cioè quello che noi diamo per aiutare e per il bene torna a noi restituito e moltiplicato. Dunque, ogni volta che noi doneremo, non tanto per lo scopo di riavere indietro, perché abbiamo capito come funziona la legge universale, ma dando con generosità e con cuore, noi ci facciamo uguali al creatore, perché il creatore dona a tutti dimenticandosi di cosa dà a tutti. Non c'è nessuno a cui il creatore non dia, a meno che questa persona si sia convinta che Dio a lui non dà niente. Allora, se si è convinto così, Dio gli dice: sia fatta la tua volontà. Questo dovete mettervelo nella testa, convincetevi e sappiate, siate certi che Dio vuole il vostro bene e vuole che voi capiate dalle vostre esperienze e dai vostri errori, imparate a generare cose positive, pensieri positivi. Non perché è una teoria New Age, ma perché noi, cari miei, siamo genitori di un sacco di forme pensiero che nemmeno ce lo immaginiamo da quanto siamo immersi in un letamaio, perché la gente pensa male e non solo si circonda di cose veramente tremende, ma costringe anche gli altri a vivere immersi nelle forme pensiero più degradanti possibili. Dunque facciamo tutti una bella igiene mentale, cominciando a monitorare i nostri pensieri e cominciando ad avere pensieri di grazia, di abbondanza, di gratitudine, di benessere, di serenità e così via. La vostra vita ne trarrà grande giovamento, la vostra salute ne trarrà grande giovamento, tutte le persone intorno a voi ne trarranno grande giovamento, i luoghi, gli ambienti non saranno più pieni di forme pensiero orripilanti, perché chi ha la chiaroveggenza riesce a vedere delle cose che, santo cielo, Dio ci aiuti veramente. Dunque, cominciamo con nutrire pensieri validi, a nutrire pensieri consapevoli. Ho spiegato tante volte come l'osservazione dei pensieri sia fondamentale, dunque facciamola, e mentre la applichiamo al discorso economico, cominciamo a pensare come con generosità possiamo riuscire, anche non avendo niente, a cominciare a dare. Nel momento in cui cominciamo a dare, noi diamo un segnale enorme, vuol dire che abbiamo abbastanza da dare anche ad altri. Se abbiamo abbastanza da dare anche ad altri, noi ci facciamo un canale, facciamo di noi stessi canale attraverso cui arriverà per dare ancora di più. Dunque, mentre arriverà per dare ancora di più, noi avremo di più. Dunque, cari miei, non vivete in ristrettezza mentalmente, perché la vostra ristrettezza mentale si traduce in una ristrettezza economica. Vivete nella serenità e nella certezza che Dio vi farà avere tutto ciò di cui avete bisogno, anche se potrete osservarlo che è così, che molti di voi con il rotto della cuffia, magari certo, dopo aver passato periodi di grande prostrazione e costernazione, in qualche modo magari miracoloso ce l'ha fatta. Bene, quel modo miracoloso è quel vostro subconscio che cerca disperatamente di darvi una mano. Lavorate, lavorate, lavorate. Dunque, correggete quello che avete dentro e cominciate a rieducarvi, perché tutto è una vibrazione,
tutto è una forma vibratoria e i pensieri possono più di quello che pensate. Cominciate ad agire in modo metodico, cominciate a dire grazie per i soldi spesi, torna a me per 3 volte. Quella frase che ho detto prima, che era venuta benissimo, riandate a sentirla e cominciate a essere grati e ad aprire a voi stessi la mente per determinate cose. Ricordate che avete un potere più grande di quello che pensate. Dunque, tornando al segreto numero 2, donate. Donate. Avete vecchi vestiti? Donateli. I giocattoli dei vostri figli che sono cresciuti? Non teneteli per i nipoti, ci saranno altre cose. Svuotate ste cantine. Togliete di mezzo gli impicci. Non avete idea del casino vibratorio che c'è dove accumuliamo cose che non servono. A tenere la roba ferma facciamo solo un danno. Donate. E se qualcuno che ha veramente bisogno vi chiede un aiuto, donate. Che Dio vi guarda. Io vi ringrazio. Ho concluso con questi altri piccoli segreti e questo piccolo discorso sull'abbondanza e è chiaro che è vero che dobbiamo aiutare gli altri, ma è anche vero che gli altri devono correggersi. Dunque se notate che quell'aiuto che date non è assolutamente utile se non per creare una piattola sociale, dunque insegnate come hanno fatto, come è stato detto, se noi doniamo cibo e viveri e medicinali li rendiamo schiavi, ma se insegniamo loro a coltivare saranno liberi. Dunque io oggi vi ho insegnato a coltivare, coltivate, coltivate bene. Un abbraccio dalla vostra Hildegard e mi raccomando, passate a trovarci nei gruppi social e iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto. A presto dalla vostra Hilde.